L'avvenuto completamento del dragaggio del canale di accesso a Porto Margaret sul fiume Corno, lo scalo commerciale di Porto Nogaro, garantirà ora l'accesso a navi fino a 15.000 tonnellate di stazza, ridando di fatto slancio competitivo alle imprese di un'area che, come ha affermato l'assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Maria Grazia Santoro, scontava carenze del passato che sono costate anni di paziente attesa finalmente soddisfatta. Sì, se non si vede con i propri occhi qual è la maestosità, uso questo termine apposta, di questo lavoro, i numeri rimangono molto spesso sterili. Qua vediamo una grandissima opera fatta con un'attenzione ambientale incredibile, già ripopolata dell'avifauna che predilige queste aree per il suo stazionamento e non c'è alcun impatto, nel senso che il riverdimento degli argini ricostituiti è già attuale con la natura che fa il suo corso, ma al di là di queste immagini abbiamo concluso praticamente, manca poco più di un mese per i lavori di completamento di dettaglio, questa grande opera che attendeva da molto tempo. Riportiamo a 7,50 m la navigabilità di questo canale d'accesso a uno dei porti della regione, ridandogli competitività e ridandolo ad un sistema di imprese che potrà usarlo per rifare impresa in questo ambito della nostra regione che scontava un po' una carenza infrastrutturale. 11 milioni di euro la spesa complessiva, poco più di un anno di lavoro, ma soprattutto anche con i mesi invernali in mezzo, e la collaborazione anche del CNR Toscana. È stato fatto un lavoro all'insegna delle grandi sinergie. Sicuramente oggi queste grandi opere senza un team di enti e istituzioni diventerebbero molto più difficili di quanto siano già complesse. Anche il consorzio di bonifica, tutte le parti della regione, ma non dimentichiamo le imprese che a fronte di una sospensione di 4 anni del cantiere hanno saputo riprendere in mano il progetto insieme a noi, ripensarlo e soprattutto ritrovare un'ottica del fare e quindi di dare una risposta operativa al territorio.